Cari amici del Via Presepi, buon Santo Stefano a tutti. Ci siamo lasciati alle spalle Natale e ritorniamo qui in quel di Belluno. Siamo a Facen e siamo al terzo dei tre percorsi circuiti natalizi. 2 li abbiamo fatti ieri. Con noi abbiamo Dinka Sabrina, una delle collaboratrici qua del circuito. Buon Santo Stefano anche a te. Grazie, tanti auguri anche a te. Raccontaci un attimino come si svolge questo percorso, che poi si collega ai 2 che abbiamo fatto l'altro ieri. Esatto, il percorso appunto parte da Teve, poi prosegue per Travagola e come tappa finale al borgo di Facen. L'idea di addobbare il borgo di Facen è venuta a qualche signora del luogo, che poi con l'aiuto dei volontari qui del paese ha dato manforte per rendere Facen un punto di luce in più durante le festività natalizie in pratica. Un ringraziamento naturalmente ai tantissimi volontari, sì, che ogni anno si impegnano. Esatto, perché altrimenti senza volontari purtroppo nessun evento andrebbe avanti. Ricordiamo che il 20 di dicembre abbiamo avuto occasione di ospitare il coro parrocchiale di Facen, che in questa circostanza a termine appunto della camminata ha lietato con i canti natalizi, in compagnia anche del maestro di musica Pio Sagrillo con la cornamusa. Per quanto riguarda Facen, devo dire che è stato rifatto da poco il comitato iniziative, che ha lo scopo di valorizzare gli eventi che verranno promulgati nel territorio qui della piccola frazione in pratica. E poi come iniziative territoriali ricordiamo Santa Rita, che viene festeggiata il 22 maggio, e l'11 agosto invece vengono festeggiati nella chiesetta di Santa Susanna, vengono ricordati i patroni Santa Susanna e Tiburzio. Sabrina, intanto grazie ancora per questa bellissima passeggiata in questo circuito. Santo Stefano ormai sta terminando, però ai telespettatori puoi dare un invito da domani fino alle fine delle festività per venire qui a Facen a visitare questo bellissimo paese e questo bellissimo percorso. Esatto, colgo appunto l'occasione a tutti i telespettatori di poter venire a passeggiare fra i paesi, appunto fra le frazioni di Teve, Travagola e Facen, e colgo l'occasione di fare tanti auguri a tutti voi di buone festività e soprattutto un grazie alla Prologo, che ha avuto appunto questa idea, questa iniziativa di portare avanti questa passeggiata. E hai detto giustamente grazie alla Prologo, ma soprattutto voi telespettatori venite a visitare più presepi possibili, perché l'unico modo per dire grazie alle ore che investono tutti questi volontari rubandole alle proprie famiglie è dare un sorriso quando andate a visitare le loro creazioni, perché veramente loro ci mettono il cuore e ce lo mettono per tutti voi. Noi vi auguriamo buone feste, ci avviciniamo verso Capodanno, quindi ci saranno altri presepi da visitare. Io intanto con Sabrina faccio il giro di questo bellissimo borgo per voi.